Raga, c'è tutto il comandone veneziano, siamo a Melbourne e abbiamo un Norris secondo, mentre un Ocon no. Strategie molto diverse, vediamo che combiniamo. Staremo a vedere. Le Dai raga, condizioni meteo una sembrano bella gara, è una favorevoli. gara Una schifosa. notizia che farà piacere ai team. Vediamo, non è prevista pioggia. La Preparatevi pioggia un per po' nelle il prove Gran libere, Premio ma andiamo. d'Australia. Voglio lottare per il mondiale quest'anno, questa è la realtà. Si spengono le Go, luci go, e go. via, partiti. Speriamoci. And think about this lifting coast. Yeah, confirm. Almeno un primo giro. Just keep the pressure on. You can do this. Yeah, Dai confirm. Lando. Yeah, don't sweat it. Ok. Norris perde subito posizioni. Ai ai ai. Addirittura due ne ha La perse. Red Bull passa. Non proprio un grande inizio. Yeah. Non proprio. Ocon ha già le gomme 75. Vediamo anche gli altri, presumo. Ah, nessuno è partito con le soft. Soliti errori con Ocon. Everything you Va. can. Norris sembra già in difficoltà. Bene. Un po' veloci. Norris ha le hard, però attenzione, questo è da dire. DRS has been enabled. So watch out for the DRS. E Ocon, no. Obi. Great job. Dai, Fiore, dai. That is fastest lap. C'è il giro veloce di Norris. Stiamo usando tanta benza. So we're low on battery at the moment. Confirm. Passiamo un po' perché dobbiamo arrivare. Bene, Bene, prendiamo già la posizione su Sainz. Che è già ovviamente nella finestra. Sembra proprio che l'Alfa Romeo sia salita di una posizione. Adesso Ocon appena in finestra deve far andare i box. Norris addirittura, attenzione, Norris ha problemi. Mamma mia. Increase in lifting coast. Yeah, confirm. McLaren in difficoltà dopo una super prima gara. Male. C'ho le hard, non sembrano le gomme vincenti per il momento. E adesso devo mettere anche a lui, perfetto. Box. Yeah, happy to box. Ok, con i box. Ovviamente il primo perché è l'unico con le soft. Mamma mia, Norris sta avendo molte difficoltà. Attenzione, yellow flag. We have another yellow flag. Sembra una yellow flag veloce, testa coda di Gasly. Testa coda di Gasly. Male però Norris, mamma mia. Siamo già sprofondati. Cos'è che ho? Una Cazzo, posizione il motore guadagnata al per l'Alfa 40%. Tauri. Ah, è proprio crollato il motore, allora bene. Perfetto, direi. Beh, per quello stiamo andando male, ragazzi. Problemi al motore per Norris, zio. Non ce ne va una dritta, però, Adesso possiamo spingere un po' di più, ma... Yellow flag, sembra yellow flag veloce. Testa coda. È un testacoda. E box Alfonso.
Ocon rimane 16esimo, è una gara che deve fare solo alla fine, può permettersi di tirare. Allora, media, vai. So we'll box. Yeah, confirm. Happy to box at the end. Ok. Vai, box Lando. Ocon 14esimo, Ocon in una crisi devastante. No, madonna, il traffico, andiamo, ai. Leclerc in the pit lane now. Traffico, facciamo subito Ocon. Farsi da parte. Ocon. No, sono un coglione. Qualcuno si è girato. Ma sono un cretino, no ragazzi, scusate. Mamma mia. Perfetto. Bravo. Ma il motore al 40%, ragazzi. Ma com'è possibile dopo 3 gare? Dobbiamo anche stare attenti con la benzina perché sennò uccelli senza zucchero. Rischiamo un'altra gara anonima, veramente, non ho parole. Non ho parole. Con le hard, io sono l'unico con le medie e non riesco a fare il sorpasso. L'Alfa Romeo avanza di una posizione. Ok. Norris non adesso. Dopo una gara con pochi colpi di scena, Norris 57. Ok, ne stanno usurando anche loro, questo è già positivo. Ci vorrebbe qualcosa però, perché siamo tanto indietro purtroppo. Sorpasso spettacolare della McLaren. Con una macchina al 40% è dura di motore. Onestamente è molto dura. Nuova posizione conquistata dalla Williams. Ottavo Lando. Fidiamoci del compagno, cioè dell'ingegnere, ma sono un po' deluso però. So box. Non po' deluso perché il mondiale era partito alla grandissima, ma poi è stato un fuoco di paglia. L'Alfa Romeo guadagna una posizione. Fuoco di paglia per la McLaren, un po' paura. 14esimi qui, ma perché così male? Non capisco sinceramente. Passiamo da una super prima gara. Easily the fastest there, Il but giro country mile. veloce va tanto. Serve a poco. C'è stato un testacoda? Questa coda di Bottas. Yellow flag veloce purtroppo. Non siamo... Qualcuno ha bloccato le ruote. Manca poco ormai. Oh, arriva una safety car qualcosa. Oh, so cazzi. Purtroppo. Qualcuno va in attenzione. Ah, carburante. C'è stato un bloccaggio. Bloccaggio di Temps Tsunoda. just gonna need some lift and coast. Che sta detto al carburante oltretutto. Mamma mia. 10 e 11esimi siamo, che bello. Finiamo così purtroppo. Incidente adesso però. Troppo tardi. Purtroppo troppo tardi. Infatti non arriva neanche a safety car. C'è stato un incidente. Vediamo. Ha coinvolto molte auto. Ecco il replay. Ok, guardiamo. Poi nelle retrovie, ecco chiaramente. Schumacher.
Niente di gravissimo comunque. Che delusione, raga. Final lap. 2 laps remaining. Provo a recuperare su Russell, vediamo se ce la facciamo. Niente, decimi, undicesimi. Perez taglia per primo il traguardo. Con sta macchina non posso fare questi risultati, però. Niente. 7 adesso. Costruttori, siamo terzi con la Mercedes. Vai. Veramente non capisco sta involuzione clamorosa. Vabbè. Sono un po' di soldi, ma servono miglioramenti. E anche alla svelta, raga. Però... Palettone posteriore. Qua dovremmo avere veramente un bel vantaggio, eh. Allora. Produce lettone. La gara è tra 11 giorni. Perfetto. Sveglia, raga, perché la situa non è bella. Modifiche tecniche. Importanza, alta velocità o bassa velocità. Allora. Guarda come siamo calati. Questi qua migliorano ogni secondo. Allora, vediamo. Vabbè, cambia poco. Siamo a bassa però. Ok. Male, male, male. Ho sviluppato telaio e lettone posteriore. Cioè, guardiamo con il telaio, ragazzi. Cazzo. Siamo forti. Che ne raffreddiamo di merda. E questo è un problema purtroppo che dopo sappiamo. Però nella velocità massima siamo primi, sesti qua. Cioè, abbiamo una media di terzo, quarto. Cioè, dai ragazzi, su, se ne svegliare. Adesso nel prossimo anche. Dobbiamo cominciare ovviamente a sviluppare anche... oddio, aspetta un attimo. Sorry. Ecco, ricerca. Nessuna modifica di regolamento. Ecco, questi bisogna farli. A 11 giorni però. Questi per i cambi di regolamento sono i primi che dobbiamo fare. Va bene, ora ci vediamo dopo le qualifiche. Le solite qualifiche secondi e noni, perché ci stiamo abituando a queste posizioni. Dai, fiori, però una macchina forte, non possiamo. È una giornata di cielo coperto per il... Non è prevista di oggi. Si respira aria di grandi occasioni e la folla in trepidante attesa qui al Gran Premio dell'Emilia Romagna. Vai, fiori. Si spengono le luci e via, partiti! Ok. Allora, Ocon può stare sul rosso e giallo, ok. Sorpasso spettacolare della McLaren. Dai. Norris è primo. First class, first class. Overtake is Davanti available. sì, qualcun altro le soft, ma il resto Yeah, hard è molto variegata. Avremo una sosta veloce, la prima. Vai. La McLaren sale e va avanti. Ocon nono. DRS has been enabled. Dai, dai Norris, dai. Voglio la fuga norrisiana subito. We've had a big crash here. Well,
We Quindi have another yellow flag. solo yellow flag. Cosa è successo? C'è stato un incidente, una sola Ora auto Schumacher, coinvolta. mamma Diamo mia. un'occhiata al replay. Qui possiamo vedere la Williams. Ah, un po' dritto. Ah, Per niente di fortuna che, dai. nessun altro è rimasto. Niente di che. So watch out for DRS. No, Copy. Ocon sempre nono. Ocon non si smentisce mai. Vediamo se veramente Norris al limite, cioè al passo per vincere, cacchio. La macchina c'è. Ocon comunque è una grande illusione. Pilota veramente. Pensavo molto meglio. Però, attenzione, ancora incidente. Confirm. Yellow flag yellow. veloce. Forse. Yep, confirm. Diamo Ricciardo. un'occhiata. Ok, qui vediamo l'Alpine. Questo terzo anno. Anche lui dritto, Perde il però più controllo. potente. Cool the tires as much as you can. Copy. Troppo caldo. 127. Abbassiamo un po' i giri. Sta arrivando Verstappen. Verstappen è vicino adesso purtroppo. Verstappen ci supera. Ancora yellow flag veloce. No, attenzione, su qua Verstappen ha sbagliato secondo me, Madonna. Quanto ha perso Verstappen in pochissimo. Godo. Ti prego, Lando. La macchina c'è. Una posizione conquistata dalla Mercedes. Adesso chiaramente speriamo che non ci siano colpi di scena perché li ha messi bene Ocon, però non supera nessuno. È in finestra Ocon. Norris 2 secondi, ha perso qualcosa, ma va bene. Sta arrivando Charles. L'Alpine è avanti ora. Abbiamo le gomme finite ovviamente. Vai. Box, box, box. So we'll box at the end of this lap. Yeah, confirm. Andiamo nei Happy to box che è at the end. meglio. Il primo a fermarsi è proprio Lando. Con le soft era ovvio. Vai. Aspettiamo un attimo con Ocon. Devo di fare un giro a cannone. Adesso non rispondere di arancione. Vai, spingi. Ocon, ma Ocon lo vendo subito se riesce. È molto difficile che un pilota possa muoversi a metà stagione. A metà stagione è appena iniziata. Ok, Norris 14esimo. Adesso andranno nei box anche gli altri ovviamente. Spero non fra 30 anni, grazie. Yellow It's a flag, big shunt, big incidente. shunt. Copy now. We have a yellow. Okay. Yeah, confirm. Russell. Sono in box. Vai. So box, box, box. Vai Ocon. Yeah, happy to box. Forse Gli altri non qualcuno è va andato largo. nessuno ai box,
Ocon adesso arancione. Ok. Ottimo. Però 12esimi, 14esimi siamo finché non vanno in box gli altri. Sorpasso spettacolare della McLaren. Dai, stanno cominciando ad andare per fortuna. Devo spingere con Norris che è quarto. Bene, gli altri nessuno è andato? Qualcuno finisce largo. Nessuno, perfetto. Leclerc largo, godo. Attenzione, però se devo abbassare i giri qua. Secondo Norris, perfetto. Con la yellow flag veloce. La McLaren sale e va avanti. Gare tranquille per il momento. C'è stato un bloccaggio in pista? Bloccaggio di Gigi. Ocon rimane nono, non c'è niente da fare. Non si schioda dal nono posto. Ocon, c'hai rotti i maroni. Margine carburante ridotto, lo so. Perez ancora non è andato ai box. L'ultima che c'ho. Sempre ovviamente le medie. Mentre Ocon l'ultima le soft. Guardate se stanno su una sosta però, ma non lo so. Ma io chiaramente non posso farla una sosta, devo andare, però. Ok, Norris è primo, ma ovviamente è in finestra, è in finestra. Increase in lifting coast. Yeah, confirm. Devo andare in box per forza. Vai. Chi è Tu che è aspetti un andato giro. largo? Sainz largo, bene. Molto bene. Adesso qua Norris addirittura attacco può fare. Attack. Una volta che recuperiamo il carburante. Lando è decimo. So marginal for fuel. Ok. Okay, so box, box, box. Esteban in. Ok, Norris è nono. Dai che tu dai che torniamo in corsa. Però Gasly 14. Ma stiamo su equilibrata e ok. Con 13esimo ovviamente. Giro veloce, fastest di Lando. Fastest di Lando. Me la vedo dura al podio, eh. Podio lo vedo duretto. Ocon addirittura 12esimo. Ci vorrebbe una safety car adesso sì ci L'auto vorrebbe. è appena andata larga. Ma non vuole arrivare. Ai ai ai, stiamo bruciando le gomme però, eh. Non sono L'Alfa messi Tauri loro. passa avanti. Andiamo su standard, va. Se no non arriviamo. Comunque hanno le gomme. No! Oh, zio Kane. Non vale che non ha perso nulla, però. Attenzione, ha allargato troppo. 5 giri. 9 secondi. Stiamo riperdendo ovviamente. Siamo senza gomme adesso. Che bello. Con ancora fuori, non ce la faccio più, non lo sopporto. Ancora Norris che sbaglia.
allarga troppo. Norris ultimi giri male. Final lap dai quarti, ma Ocon vergognoso. Ocon vergognoso, buono Norris, ma Ocon ancora fuori. Ocon lo mando via. Metto il secondo Leclerc collaudatore. il Gran Premio. Ancora Ferrari è troppo forte su sto gioco, però. Siamo là, in realtà ce la stiamo anche giocando, a parte Ocon che è un coglione. Costruttori sempre terzi, bene dai. Ferrari e Red Bull stanno volando però. Raga, sotto il comandante veneziano e Ocon è a rischio licenziamento. Ciao!